Buonasera e benvenuti a Reggio Emilia, giornata numero 23 in LBA, una grande classica degli ultimi anni. Reggio Emilia, Venezia. Gioca due Wilcher, sotto, bella palla per Pax, due mani sopra il ferro, rovesciando. Whittle riceve contro Winston, fino in fondo Whittle, Farid va su per stoppare Kabengele, ancora con rimbalzi in attacco e anche la schiacciata. Time out Priftis, Kabengele. Aggressivo Berford su Ennis che prova a battere anche Cheatham, fino in fondo con mano sinistra, lo spin giusto, quello perfetto al pallone. Venezia più 10. Errore al tiro, Fayet con tanto spazio per l'inchiodata e vale il -8 e il time out questa volta lo chiama Spacchia, fiammata reggiana. McGruder per rispondere, in angolo anche lui. Taglio McGruder, alla fine prende la tripla, Sims micidiale, Venezia dall'arco, un'altra bomba per il più 16. Winston a palleggiare, attaccato McGruder, tira in corsa Winston, adesso difficilmente qualcuno riesce a contenerlo. Winston Berford a palleggiare, poi ancora Winston, per un attimo pensa al tiro, di fronte a sé Casarin, pick and roll con Fayet, si stacca Winston, piedi a posto per un'altra tripla, la seconda in pochi istanti della Una Hotels. Palleggio Winston, fino in fondo quasi cameriere, Cassius Winston. Ennis sotto per Pax, perso anche lui, va a schiacciare facilmente. Keep playing our game, great atmosphere, exactly what we expected, good team, all fighting for playoffs, so we're going to come out, play hard, and hopefully come out good. Parks, linea di fondo, la prende in pieno e come un treno schiaccia. Winston, Cheatham ancora, Juan Cheatham per il sorpasso Reggio Emilia. Corre Ennis, saltato Seiko Smith, poi torna alle sue spalle, Wilcher, piedi a posto, mira, presa alla grande da Kyle Wilcher, altro strappo. Torna a ricevere Uglietti, uscita Vitali con tanto spazio per la classica tripla presa e segnata da Vitali. De Moretti palleggia contro Farid, Sims contro Cheatham senza neanche guardare il ferro. Berford, torna anche Casarin, rimasto un giro indietro, blocco di Fayet, Berford, ancora Fayet, bloccare Berford con la tripla del -1, Reggio Emilia da -8, di nuovo lì. Superato adesso la metà campo, Sims, corridoio per andare fino in fondo, errore, poi Kabengele a correggere e a tornare a mettere 3 punti di vantaggio. Winston per rispondere, piedi a posto, bomba di Winston e la Una Hotels resta lì. Ennis prova ad andare fino in fondo con una mano sola, delicata e precisa. Palleggio Ennis contro Cheatham, 7, 6, 5, chiuso da Uglietti, angolo, McGruder, finta, bomba, McGruder! Parks si stacca poi fuori, Cheatham deve prendersi la tripla, 4 secondi, sbagliata, rimbalzo Ennis, Venezia vince a Reggio Emilia, 92
2,87 e ribalta anche la differenza canestri dell'andata. È un doppio successo in una sola partita per la squadra di Spacchia. It was tough the first half, made a lot of mistakes. My ego was in the way, but I calmed down. My teammates gave me a lot of confidence. They made plays for me and lightened my burden. So I had to focus on rebounding, setting good screens, and defending.